giorno da El Chorro. Oggi, se tutto va bene, arriviamo a Ronda. Partiamo in questo momento. Siamo stati molto bene a El Chorro. L'unico piccolo problema è che è carissimo. Tu vuoi per caso fare colazione? Come sì? Questo è un buon posto per fare colazione. C'è acqua gratuita, seggiola gratuita, non c'è coperto, colazione andalusa, gazpacho, torta di aceite, caffè, arance locali, 25 euro a persona. C'è la vista, si paga la vista. Noi eravamo là ieri. Questo giro fatto in bici o a piedi, vale la pena come camminì, bellissimo. Beh, sì. Stavamo lì oggi, dovevamo evidentemente non prendere il pullman, Andare a piedi. a piedi. Si faceva prima, considerando che il pullman più che la maggior parte del tempo l'ha passata in retromarcia. Guarda che stile. Uno stile così non ce l'ha nessuno. Quindi siamo unici. E c'è anche la chiesetta, l'avevi vista la chiesetta? E le casette sotto la montagna le avevi viste dal pullman. Sto ruttando gazpacho. Là in fondo c'è un'alcazaba. Qui un'altra diga. Ovviamente l'acqua è sempre paurosamente bassa. Era civile spagnola. Addirittura dei sacerdoti. 21 luglio 1936. Che bel posto. Che bel posto, non è un posto per morire questo. Ho resistito fino adesso. Cucina andalusa tutti i giorni. Però stasera mi sa che mi faccio una pizza. Speriamo solo che ci sia un ponte per guardare, per attraversare le imbalse, perché qui no, non mi sembra un posto da ponti. C'è più nessun ponte qua. La strada. Grazie Comut, grazie. Bellissimo, ma non c'è un briciolo d'ombra. Questa è l'unica che ho trovato sotto questo bellissimo olivo. Quest'area di servizio ci ha salvato la vita. È il secondo benzinaio che ci salva la vita, uno prima di Cordova e l'altro qua. Ancora 450-430 metri, pendenza rimanente 9%. Eccolo al paesino dove abbiamo mangiato il gelato. Ma lo sentite il caldo voi qua così, E anche Ronda l'abbiamo fatta. Ronda, una delle più affascinanti città andaluse, è famosa per il suo Puente Nuevo, un ponte spettacolare che attraversa la gola del fiume Tajo. Il centro storico, la ciudad, è un labirinto di stradine acciottolate di chiara origine moresca.
Ronda è anche la culla della tauromaquia moderna, con la Plaza di Toros, una delle arene più antiche di Spagna. Ernest Hemingway, appassionato di corrida, visitò Ronda diverse volte. Nel suo libro Death in the Afternoon, Hemingway lodò la città per la sua bellezza. Hemingway amava passeggiare lungo il paseo, che oggi porta il suo nome. Una passeggiata che vi raccomandiamo di fare per i panorami e le visite spettacolari sulla gola del Tajo. Ronda è una destinazione imperdibile e noi prima o poi ci torneremo. Porca vacca. Gente, non vi posso trasmettere il profumo perché è incredibile. Cosa fa? Ma come? Abbiamo mangiato come dei pozzi senza fondo. Inizio a avere vergogna. Comunque, se siete a Ronda, la bodega San Francisco non solo è approvata dalla Lonely Planet, ma è approvata anche dal sottoscritto. E anche dalla sottoscritta. È stata veramente poco. Penso che abbiamo mangiato una tonnellata di roba. Lei, quando l'hanno vista, penso che hanno pensato che fosse un coccodrillo a cui hanno tagliato la coda. Piccolina, ma divora. Perché abbiamo mangiato senza sosta. Ciclisti della panza forever. Buonanotte da Ronda.